Bojangles, any dance for you. Interpretare quello che può essere lo spirito di Taormina, cioè dopo aver interpretato lo spirito di Taormina cerchiamo di far vedere attraverso gli occhi di chi ama il proprio paese i migliori scorci di Taormina, quelli che... He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Anche sulla fotografia, e devo dire che è, diciamo, un modo popolare, tra virgolette, democratico, ecco, diciamo meglio, di potersi esprimere. Qui siamo nella Fondazione Mazzullo. Peppino Mazzullo era famoso per casa sua a Roma, che era la famosa casa di via Salvazio, dove c'era uno spirito particolare perché si riunivano scrittori, poeti, artisti, letterati. Taormina chiaramente ha degli angoli caratteristici e è bella fotografare, mi piace guardare, non solo fotografare, mi piace guardare le fotografie degli altri, perché ogni fotografo può fare la stessa fotografia, ma quella foto non è mai la stessa, è sempre vista da un occhio diverso, e come diceva Roberto, e ti dà un'emozione. Può essere una fotografia scattata anche con un telefonino. You see, son, I drinks a bit. Pinocchio guarda molto, cioè se riescono a dare un'emozione, la fotografia per me è un'ottima fotografia. Cioè io come detto anche nei vari post, bisogna essere più semplici possibili nel fare la fotografia. Le fotografie adesso con il modo di girare cambiato, tutti si possono permettere di utilizzare un telefonino, una macchina fotografica. Quello che conta soprattutto nel fare fotografia è di saperci mettere il più cuore possibile, più emozione. Dance, dance, please dance. Mr. Mr. Bojangles, dance. Come back and dance again. Please, Bojangles. Grazie per l'ospitalità. E ci ritroviamo per la prossima.